Quella che si è appena chiusa è la settimana forse del cambio di passo del Covid. La curva dei contagi anche in Veneto sembra aver toccato il tetto ed ora cominciare a scendere, anche se lentamente. Al momento la nostra regione, con altre tre, non ha ancora l'indice RT sotto l'1% e i decessi continuano ad essere ancora tanti, troppi. Siamo a quota 4.000. Nell'Uslotto Berica la seconda ondata del virus ha colpito pesantemente, in modo particolare l'Ovest vicentino, dove i sindaci hanno attuato misure più restrittive, nonostante la regione sia in fascia gialla. E se oggi l'Ovest comincia a vedere calare i contagi, la curva si è alzata nei comuni della Riviera Berica, ma nel complesso si va migliorando. A chi ancora, a dispetto di eventuali sintomi, nasconde la positività, l'invito è al senso civico. Appena abbiamo una minima sintomatologia, ad andare dal nostro medico di base a farci fare il tampone e, se positivi, ad isolarci. È un isolamento anche breve. Nella stragrande maggioranza dei casi sono situazioni asintomatiche o paucisintomatiche, ma non mettiamo a rischio la salute nostra e quella dei nostri colleghi. Resta infine fondamentale il rispetto delle regole anti-Covid, distanziamento sociale, mascherine e igienizzazione delle mani. È un sacrificio anche relativo, lo chiediamo ancora per qualche settimana. Se teniamo duro, gli ospedali si alleggeriscono e probabilmente tutti noi abbiamo dato un contributo decisivo ad uscire dal contagio.